Ormai è una vera e propria sfida quella tra Alessio Sergio, pensionato, e la sezione operativa navale Guardia di Finanza di Chioggia. Il pensionato, ex dipendente della Regione Veneto, opera come un vero e proprio commerciante di vongoli, operando nella totale illegalità, acquistando dai caporossolanti, pescatori quasi tutti con grandi difficoltà economiche, le vongole rivendendole poi in nero. Ieri pomeriggio abbiamo assistito praticamente in diretta al secondo sequestro operato dalle fiamme gialle, di un elevato quantitativo di vongole conservate in un garage sito all'Isola dei Saloni. Da quel che ci risulta si tratta almeno del terzo intervento nei confronti del pensionato e del secondo sequestro di un locale utilizzato come base logistica sempre dalle fiamme gialle della sezione navale della Guardia di Finanza di Chioggia. Al di là delle diverse contestazioni negative su questo tipo di attività, che oltre ad evadere il fisco sono fortemente penalizzanti per tutti quegli operatori che invece operano nel rispetto delle regole, ci sono altre due considerazioni di non poco conto. La prima riguarda la salute pubblica. Ci sembra poco probabile che il pensionato commerciante in nero possa avere la sicurezza di acquistare e poi rivendere un prodotto che sia sano e non contaminato. La seconda riguarda lo sfruttamento di una categoria di pescatori che, non avendo altri sbocchi, altre possibilità economiche, continua ad esercitare la pesca di frodo rischiando sanzioni importanti per modeste quantità di prodotto. Il signor Alessio Sergio, evidentemente, considerando la perseveranza con cui continua a affittare garage che utilizza poi come base logistica, evidentemente non ha nulla da perdere. Sicuramente sarà un nullatenente e penserà quindi di continuare la sua attività illegale. Al momento però la sua sfida alla sezione navale della Guardia di Finanza di Chioggia è assolutamente perdente.